Rinforzi per la polizia, ma il problema che delle ultime indagini è che si parla ormai di mafia veneta. Beh, direi che questa iniziativa va nella direzione di controllare e di essere efficienti. Pensate che all'interno dell'auto i nostri agenti sono in grado di controllare tutto senza dover ricorrere più a una centrale operativa. Non si parla più di infiltrazioni, addirittura di una presenza della mafia, una cosa grave per questa regione. Guardi, ringraziamo il dottor Kerchi come procuratore e tutta la squadra che ha lavorato e sta lavorando. È la terza operazione, dobbiamo creare gli anticorpi e dobbiamo fare in modo di denunciare e creare quella cultura attorno alla quale cresca ovviamente sempre più l'idea di legalità e di voler denunciare quando ci sono dei problemi. Tolleranza zero, il tessuto, come diceva prima il signor Questore, è buono, quindi ci sono gli anticorpi? Assolutamente sì, guardi, io ringrazio a nome dei Veneti Onesti per queste operazioni che si fanno come quella della Procura di ieri, quindi della Procura di Venezia e del dottor Kerchi. Ringrazio per questo anche perché comunque la foresta che cresce, che è quella degli Veneti Onesti, è una foresta che magari non ha voce, fa meno rumore, ma è quella di chi vuole legalità, legalità, legalità. Presidente, però per 30 anni siamo stati un po' poco attenti o no? Ma guardi, il problema non è di attenzione, il problema è che qualcuno anche in passato li mandava qui a soggiornare. Penso che quelli siano stati i primi inoculi nel territorio. Dopodiché questa è una delinquenza che va combattuta senza se, senza ma e senza remore. Avere una procura che è così efficiente ci fa ben sperare e ci fa stare tranquilli. Quanto la crisi economica incide sugli imprenditori che poi sono le vittime principali anche per essere assoggettati e poi uno magari entra anche nelle maglie di questa criminalità? Ma guardi, questo non deve essere un alibi, però è pur vero che in un momento di difficoltà, quando magari gli istituti di credito sono scappati, non sono stati più presenti nel territorio, qualcuno magari volente o nolente ha ceduto a qualche aiuto che poi si è trasformato in un'autentica tragedia. Lo abbiamo letto anche dalle cronache delle vicende che sono state presentate dalla Procura. È cambiato qualcosa nella mentalità degli imprenditori veneti? Questi sono dei campanelli d'allarme, le connivenze che ci sono state. Ma guardi, quando c'è connivenza c'è delinquenza e c'è illegalità, non possiamo giustificare nessuna forma di connivenza. Le cose si fanno rispettando la legge, se c'è qualcuno che ti presta soldi o ti propone operazioni che sono non in linea con la legge vuol dire che comunque stai commettendo un reato. Manca una cultura della legalità. Ma la cultura della legalità nei Veneti c'è anche chi sbaglia, ma ripeto, delle mere marce ce ne sono sempre. Io non sto qui a fare difese d'ufficio, ma neanche dico non si può dipingere la nostra comunità come una comunità di gente poco per bene e gente che non conosce la legalità, perché non è così. Quanto l'autonomia potrebbe agevolare la sicurezza in questo territorio, alla luce anche degli ultimi fatti? Ma guardi, indirettamente con gli investimenti, qui ne è un esempio oggi col progetto Mercurio, ma lo potremmo fare in molti altri casi. Essere nel territorio, con disponibilità di risorse nel territorio, significa essere anche molto più rispondenti ai bisogni di legalità.